Rieccoci a Gioventù Politica, argomento la viabilità, il tram, tante altre cose molto importanti per quanto riguarda la città di Padova. Allora, avevo detto iniziamo da Bottaro per sentire di Padova Sociale com'è la situazione della viabilità. Chiedo sempre a tutti di essere sintetici se potete, perché siamo in tanti, mi piacerebbe sentire il parere di tutto. Poi abbiamo anche degli autisti, dei bus, anche quelli nuovi, abbiamo Spano che è sempre con la sua giacca colorata che ci dà vivacità allo studio, quindi abbiamo tante persone da parlare. Prego, Bottaro. Cercherò di essere il più sintetico possibile, però ci sono alcune cose che si devono dire. Siamo in campagna elettorale, tutti le sparano grandi, 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 però io dico che fra tutte le cose che ho sentito, perché ho sentito di parcheggi sotterranei, di tram, di cose strane, ecco, quando arriverà tra un paio di mesi quel famoso discorso sul patto di stabilità e sul MES, evidentemente tutti quanti i discorsi saranno ridimensionati. Quello che io dico invece è che bisogna risparmiare e tutti i risparmi che dal Comune di Padova si possono fare bisogna inviarli a ridurre le tasse, perché siamo la città più tassata d'Italia, e soprattutto investire più sul sociale. Per cui il discorso della banca sociale che noi vorremmo fare deriva proprio da quelli che sono i risparmi su quelle famose grandi opere. Anche perché dopo, se andiamo a pensare bene, con i tagli che ci saranno sarà ancora più difficile mantenere la manutenzione ordinaria di Padova, perché dopo, quando ci saranno il taglio dei fondi, voglio vedere come faremo ad amministrarla. Però volevo dire solo 3 punti fondamentali. Allora, c'è una situazione che dal mio punto di vista è pericolosa, non sotto il punto di vista della sicurezza, anche proprio della sicurezza fisica delle persone, ed è l'uscita a nord della stazione. Quello lì è un punto che se non va messo a posto, al di là della sicurezza perché è abbandonato, e quindi, ma anche proprio l'uscita stessa, lì se non succede il morto qualcuno non ci mette le mani. Seconda cosa, è impossibile che in una città come Padova, dopo una certa ora, i quartieri periferici non abbiano servizi. Ecco, dal mio punto di vista un servizio di pollicino, un servizio che in qualche maniera possa coprire questa disfunzione deve essere pensato. A me è capitato alle 11:30 di sera di andare a Sant'Ignazio o di andare a Carota per delle conferenze e non avere la possibilità. Io vado in bicicletta, non ho la macchina e non avevo la possibilità di tornare a casa. Ho dovuto telefonare, prendere i taxi. Vabbè, comunque questo qua è un problema che io segnalo ed è un problema che la gente sente. Io stamattina ero alla Guizza, ok, alla Guizza si lamentano perché il tram praticamente ha fatto morire il rione. Alla Guizza si lamentano perché dopo una certa ora anche lì è come l'Arcella, la stessa cosa. L'Arcella è morta perché è passato il tram, l'Arcella è morta perché non ci sono più negozi. Ecco, e terza cosa è ma io quello che voglio sapere, Bottaro, poi anche degli altri ospiti, al di là delle problematiche che voi state esponendo, che sicuramente avete tutti ragione, ma un domani chi vincerà queste elezioni riuscirà a risistemare Padova davvero? Perché guardi, mi sembra complesso, perché tra la viabilità, l'illuminazione, tante belle cose, però... Io mi auguro che si possa fare, però per cambiare Padova ci vuole coraggio. Ci vogliono scelte coraggiose, ci vuole gente decisa e gente competente, perché altrimenti i soldi in qualche maniera si devono trovare. Soprattutto bisogna utilizzare meglio i soldi che arrivano dall'Europa, perché non è possibile, Perfetto, no. Claudio, volevo chiedere a te, Claudio. No, lasciami finire, non è possibile che chi è incaricato di ricercare i fondi europei sia una persona sola in tutto il comune. E certo, prima di andare dal domani, volevo chiedere Claudia, le idee che hanno tutti gli esponenti di chi si sta candidando, tra consiglieri, candidati sindaci nuovi, sono tanti a Padova, ma un domani, la domanda che mi pongo, riusciranno davvero a cambiare Padova? Perché cambiarla, come chiedevo prima a Bottaro, ci vuole davvero, oltre che tanto coraggio, che tanta fantasia, tanti soldi, ci vuole tante belle cose per cambiare tutta Padova. Certo. Cominciare un po' alla volta, ovviamente. Dare delle priorità, questo è indispensabile, che le persone siano preparate, quindi non gli amici di messi lì perché non devono essere persone libere, cioè che in campagna elettorale non abbiano avuto finanziamenti da terzi per cui devono rendere conto, oppure essere stati messi lì perché appunto amici di, per cui persone libere e preparate. E poi servono i soldi,
perché per fare le cose servono i soldi, quindi attingere dall'Europa e attingere da quelli che può essere anche un investimento del comune verso una moneta complementare per supportare quella che è un'economia locale. Dopodiché il comune non è più come una volta che attinge a dei soldi e li eroga a pioggia su quelle che sono le realtà del territorio. Deve agevolare il territorio a stare in piedi da solo, ma i commercianti del territorio lo sanno fare, impresa la sanno fare. Il problema è che non c'è più l'ascolto da parte di chi gestisce Padova nei confronti del commerciante, del negoziante. E se non c'è il dialogo non ci sono le diventa soluzioni. tutto più complicato. Assolutamente. Va bene, allora Aldo Morra. Ma parlare di viabilità non è semplice, in tutte le città d'Italia ci sono problemi. Avete detto prima che ci sono degli autisti, ci sono dei programmi televisivi dove hanno fatto vedere come gli autisti in alcune città grandi non riescono a coprire delle linee per problemi di sicurezza. Quindi anche quello è un problema importante. Però siccome tutti quelli che mi hanno preceduto hanno parlato di qualcosa e qualcuno ha detto che ognuno di noi dovrebbe parlare della propria esperienza, noi siamo di Idea Sanità, quindi siamo dei sanitari e dovremmo parlare della viabilità e della viabilità connessa a quella che è l'assistenza sanitaria. Quindi dovremmo parlare della zona ospedale, zona policlinico, dove sapete che non ci sono parcheggi bianchi e dove c'è un accesso di circa 33.000 persone al giorno, più 8.000 dipendenti. Questo è il primo punto. Bisognerebbe creare dei parcheggi, migliorare quella zona dove ci sono solo dei parcheggi a pagamento. Io tutte le volte che ci vado, visto che non sono un dipendente ospedaliero, dovevo parcheggiare a pagamento, però io me lo posso permettere, ma sicuramente ci sono dei cittadini che già hanno pagato la crisi della sanità anche veneta, quindi accedono meno alle prestazioni e nello stesso tempo quando vanno a trovare dei familiari in ospedale non trovano parcheggio e devono andarci o in taxi, se riescono in autobus con delle difficoltà, alternativamente devono pagare il parcheggio. Secondo problema i dossi. I dossi per noi perché sono importanti? Provate a pensare un'emergenza, un'ambulanza che deve attraversare questi dossi, quindi da sanitario io mi chiedo, visto che un suo collega, il dottor Alati, si è fatto promotore anche lui di questa problematica, è il problema del dosso. Anche il Ministero dei Trasporti è contrario ai dossi, ma i dossi mettono due ordini di problemi. Primo ordine di problema è il rischio per le ambulanze che devono correre in caso di emergenza. Secondo problema, non meno importante, tutte le volte che c'è un dosso, noi siamo tenuti a rallentare e poi a far riprendere l'automobile. In quella fase c'è una maggiore emissione di tutte quelle sostanze tossiche e il 12 di maggio è uscito un nuovo lavoro su una rivista internazionale che si interessa di problemi di salute pubblica, parliamo di 12 maggio 2014, e questa università di Harvard ha dimostrato come il benzene, quindi vapori di benzina, oppure i nitrati di pirene, che sono quelli che escono dal gas di scarico delle macchine a gasolio, possono aumentare l'incidenza dei tumori della mammella. Allora a questo punto dovremmo chiederci perché ci sono più tumori della mammella nelle donne giovani. Quindi viabilità va bene, dobbiamo affrontarla, però dobbiamo stare attenti ai problemi dei cittadini, quindi andare incontro a quelle che sono le esigenze più importanti del cittadino, quindi non viabilità perché mi devo fare un giro, ma viabilità perché devo andare a fare delle cose importanti, quindi recarmi in ospedale ad assistere un familiare. Secondo, creare una viabilità che sia sostenibile, ma nello stesso tempo stare attenti ai livelli di inquinamento. Problemi su altri problemi. Allora andiamo agli autisti dell'APS, proprio abbiamo Walter Degan che fa parte anche di Padova 2020, se passiamo al microfono. Allora, poi vengo anche da lei. Allora, raccontateci queste difficoltà di guidare un bus a Padova per via dei dossi, per via del traffico, per via delle strade piccole, per via di tutte le problematiche che ci sono realmente in una città come Padova. Allora noi ricordo che abbiamo fatto un paio d'anni fa una denuncia al Ministero dei Trasporti sulla costruzione di questi dossi che li chiamano passaggi pedonali rialzati, che non sono riconosciuti dal codice della strada intanto, e ne abbiamo anche 150-200 in un turno di lavoro. E questo comporta, oltre ai disagi, una manutenzione dei mezzi che è molto costosa. Questo ce l'hanno detto
in azienda, il capo officina ancora qualche anno fa. Non solo per gli autobus, anche per i veicoli normali, presumo. Esatto, ma per gli autobus diciamo Ancora di più. ancora di più, perché la manutenzione è più costosa. Ecco una domanda banale, il passeggero soffre di questo sbalzo nei dossi? Sicuramente sì. Dobbiamo sempre rallentare questo, la velocità commerciale di cui si parla molto che deve essere aumentata, diciamo che negli ultimi anni tra il nodo della stazione che diceva qualcuno qui prima e i dossi la nostra velocità commerciale è diminuita ancora. Non è, E c'è la possibilità di poterla aumentare però mi sembra, esatto, giusto? si può Come? fare. Delle corsie preferenziali si possono fare. E certi nodi si possono cambiare, insomma, si possono cambiare anche le strade, tipo la strada nuova dietro la stazione che non viene utilizzata, lì possono fare una pista ciclabile e pedonale che serve all'università, invece gli studenti ci tagliano 2 volte nelle nuove rotonde che hanno fatto e paralizzano la stazione tutte le mattine, c'è l'intervento anche dei vigili. E da lì stiamo fermi anche 10 minuti per uscire dalla stazione con un pullman. E quindi altri problemi. Mi può dire che il suo nome è così? Fantone Andrea. Fantone Andrea, senta, oltre a tutto quello che diceva il suo collega, Padova ha anche un problema di piste ciclabili che non sono molto sicure per i ciclisti. Questo è anche un problema che per voi immagino. Si immagini che a Chiesa Nuova noi dobbiamo schivare le bici perché corrono in strada invece corrono in pista ciclabile, perché è più pericoloso correre in pista ciclabile che correre da noi dove noi gli passiamo lontani. Però stasera ho piacere perché sembra che il servizio pubblico, se risolviamo un po' con delle nuove zone o delle nuove piste, corsie preferenziali, il servizio pubblico, aumentiamo la velocità commerciale, i commercianti ne guadagnano. Sinceramente quando hanno tolto il diretto piazze che serviva la città con 2 parcheggi, io è da 28 anni che sono lì, e da 20 anni fa quando facevamo il diretto piazze all'ex Canova non rispettavamo neanche gli orari e portavamo la gente in centro e pagava il biglietto del parcheggio e girava col diretto piazze. Penso che i commercianti, quando l'hanno tolto, il nostro nuovo direttore di movimento ha tolto il diretto piazze, ha costruito, ha messo 2 linee, la 1 e il bus dell'arte, ha rovinato un servizio che i cittadini usavano per andare a fare la spesa in centro. Parcheggio da Canova, se si ricorda quando c'era l'ortofrutto davanti dove c'è la fiera, noi riempivamo la fiera via Niccolò Tomaseo di macchine e portavamo la gente in centro con un biglietto, c'era la doppia corsa, quindi andavano e tornavano, andavano a farsi la spesa e tornavano e avevano la macchina. E il motivo perché è stato tolto? Questo è, come diceva il professore, che noi abbiamo dei tecnici, detti così, che giocano a fare gli amministratori o i top manager con i soldi degli altri, come andare al casino con i soldi suoi, vado io, si divertono da matti e non pagano perché negli ultimi 2 anni noi siamo andati sotto i 2,5 milioni di euro. Ma voi avete fatto le rimostranze del caso, vero? Sì, abbiamo anche delle proposte, ma non veniamo ascoltati perché l'idea è la fusione, salverà Padova, farà guadagnare al comune un sacco di soldi e verrà tolto al comune la possibilità di scegliere orari, tariffe, percorsi e quindi ci troveremo a dover... Ma Padova aveva bisogno di 22 nuovi bus secondo voi? Allora, secondo, io parlo per me e parlo dall'esperienza che ho, secondo noi no, abbiamo una flotta al 75% di gas, a gas. Sinceramente ci sono solo 2 linee che sono servite da pullman a gasolio adesso, che è il 24 e il 9. 20 secondo noi con 10 era sufficiente e gli altri li tenevano in deposito a gasolio per usarli magari per i bis, quindi andavano a smaltire un po' alla volta, anche perché mi sembra che siano stati comprati in leasing. Sì, per un 80% se non sbaglio. Per un 80% di leasing e hanno evitato di usufruire di una legge o di un fondo nazionale che dava un 40% europeo, grazie, un 40% di fondo perduto per l'acquisto di autobus ecologici, per esempio, non so che conti. Che stamattina ero lì e sono stati comprati in leasing. Paolo De Francesco, non riesco a capire questa davvero. Ha ragione il professor Manocasi, cioè non ci vuole mica un genio fare queste cose, fare cose semplici, fatte bene, correttamente, insomma. Una battuta tanto per poi addentrarmi sul problema della circolazione in Padova. Se io volessi sburocratizzare un ente pubblico non mi rivolgerei sicuramente a un burocrate,
perché non ha la mentalità di sburocratizzare, cerca determinate cose per facilitare il compito di chi deve tutelare il proprio mestiere. Voglio dire che per risolvere i problemi del traffico ci vogliono persone che il traffico lo subiscono e anche loro hanno veramente la volontà di risolverlo. Cito che hanno fatto un parcheggio nuovo in Piazzale Boschetti, sono 1600 posti di parcheggio, di cui 800 sono a disposizione del comune. Ok, quindi non hanno il problema di parcheggiare i dipendenti comunali. Chi ha questo problema siamo noi, commercianti, rappresentanti che devono arrivare in centro a fare qualche cosa. Capisco che lo shopping va fatto perché comunque genera un giro di capitale e dobbiamo sicuramente adottare dei sistemi, pollicini dai quartieri o parcheggi di facile accesso a basso costo o zero costo, perché il tram, quando sono andato ad affiggere i cartelli elettorali, ho visto che al capolinea del tram c'è un parcheggio completamente vuoto, ok, inutilizzato perché a pagamento. Quindi deduco che chi si avvicina per utilizzare il tram sono o poche persone o potrebbero essere effettivamente di più che utilizzano un mezzo di collegamento molto più veloce di chi va via con i mezzi tradizionali. L'accesso alla città deve essere veloce, quindi deve essere anche studiato in funzione delle località o delle caratteristiche del comprensorio che noi dobbiamo avvicinare, quindi se ci sono enti pubblici, se ci sono negozi, noi dobbiamo sicuramente cercare di adeguare, fare delle scelte professionali sulla qualità del nostro traffico. Io che collaboro in una lista per un nuovo sindaco, sicuramente posso dire che Rossi ha fatto di tutto per utilizzare la zona a traffico limitato, probabilmente non per dare un servizio al centro cittadino. La zona a traffico limitato dovrebbe avere, secondo me, anche degli orari di accesso specifici o lasciare a determinate persone e categorie l'accesso in una maniera mirata. Facilitare il parcheggio vuol dire anche perseguire chi parcheggia male, ok? Quindi i vari parcheggi in doppia fila devono essere repressi in maniera decisa e le piste ciclabili devono essere rese sicure sia per i ciclisti sia per gli automobilisti o i mezzi pubblici che vi circolano. Queste cose devono sicuramente guardare l'impatto economico che un ritardo che una persona o un professionista subisce, perché ha un impatto sull'economia della città. Certo. E questo la pubblica amministrazione spesso non è abituata a misurare questi impatti prima di fare una scelta. Fa una scelta, poi si vedrà. Mentre questo poi il cittadino lo paga sulla sua pelle. Poi c'è l'avvocato del diavolo Francesco Acquisti, sommati hanno fatto questo ZTL. Fanno una scelta, ma sicuramente non perché sono stati stanchi di stare nelle code loro. Okay? Io di solito quando non parcheggio consumo più benzina, impatto sull'ambiente perché non ultimo ho preso una macchina ibrida e per esempio non mi concedono l'accesso alla ZTL proprio perché dicono no, è a motore, no, se io schiaccio il pulsante e va elettrico potrei avere anche un permesso perché tanto l'autonomia di elettricità sono 10 minuti per entrare e uscire. Certo. Giuseppe Rossetto. Io vorrei parlare, che io sono felice invece adesso, devo dire la verità, del fatto che siamo in campagna elettorale. Allora io mi ricordo 5 anni fa, vabbè io non voglio essere la voce dell'esperienza perché ho 21 anni, non posso certamente. 5 anni fa ne avevi 16? Ne avevo 16, però appunto avevo comunque gli occhi per guardare e l'amministrazione Zanonato anche all'epoca ha fatto una cosa molto furba. Nelle ultime settimane, nell'ultimo mese si è messa a mettere a posto le strade, si è messa a fare determinati lavori che adesso sta facendo la stessa identica cosa l'amministrazione Ivo Rossi, Zanonato, beh insomma più o meno la stessa cosa.
cosa è successo? Stanno rimettendo a posto alcune strade. Io ho visto ad esempio via Acqua Pendente, hanno iniziato... Si chiama asfalto elettorale. Asfalto elettorale, ecco, questa è proprio la definizione giusta. Cioè sembra una cosa strana che per 5 anni sia impossibile mettere a posto le strade, proprio a maggio, adesso maggio 2014 invece è la stagione giusta per mettere a posto le strade, non si vede che è così, ma sono contento. Infatti bisognerebbe essere 365 giorni all'anno in campagna elettorale, allora forse abbiamo le strade messe per bene. ogni anno? Per ogni, sì, no, 365 giorni all'anno proprio sempre. Per ogni anno? No, parliamo un po' con serietà e trattiamo soprattutto quelli che Ma sono... il ragionamento serio è il suo, perché nel ragionamento che fa bisogna tirare fuori anche i soldi dalla tasca, e in questo periodo ci sono. In altri periodi ne dicono che non ci sono. È strano che sempre ci siano i soldi, arrivino sempre Gli quando autobus ci sono li hanno comprati in leasing, abbiamo visto che hanno comprato 9 milioni di euro di illuminazione LED, anche questa pagherà la prossima giunta. Allora sono tutte spese dove magari il cittadino meno attento vede grandi titoli, grandi investimenti, che poi andrebbe a fare un conto su quanto sono oculati questi investimenti, ma sono più proclami elettorali e appunto è asfalto elettorale appunto in varie forme. Appoggia, voi donne appoggiate i giovani. Ieri sono stati stanziati 80.000 euro cittadino... ad associazioni. Il cittadino un po' più attento, invece di quello meno attento, osservasse come per tutti gli altri periodi distruggere macchine su buche, su strade mal gestite, zone buie perché non viene sostituita l'illuminazione, e zone con situazioni di sporcizia o di degrado notevoli. Tutto a un tratto andiamo alle elezioni e Padova sembra una donna che rifiorisce, che fa un lifting, che fa un qualcosa. È primavera. Io veramente vorrei che i cittadini aprissero gli occhi su queste cose e giustamente, come ha fatto notare sì, trovo l'amministrazione Rossi / Zanonato è espertissima in questo tipo di lifting preelettorale. Finiamo il giro. Il portafoglio di questa amministrazione si è diventato un pozzo di San Patrizio, e allora a questo punto c'è anche un problema che anche i cittadini vogliono anche un po' di trasparenza. Ci sono i soldi? Oppure non ci sono? Ma siccome diceva la Claudia, se fanno il leasing pagherà la prossima amministrazione, quindi non c'è questo problema. Insomma. Sempre noi pagheremo. Sempre noi, ma più avanti. Finisce chi questo va visto sempre nel quadro di allontanare i cittadini dalla politica, e questa qua è un'altra cosa che andrebbe parlata. Certo, però finiamo il giro, andiamo da Giuseppe Rossetti. Sicuramente ha ragione, non è lui Bottaro, che è un ragazzo giovane, ha ragione nel dire questo, perché è un brutto vedere anche, dai, cioè non è neanche bello, neanche corretto, quando è ora di qualsiasi campagna elettorale escono tutte le belle cose, ha ragione. A spese del cittadino. A spese sempre del cittadino, prego. No, mi fa piacere aver acceso comunque la discussione. A spese del cittadino anche no. Questa è una cosa sentita. Mi fa piacere che tu l'abbia detto invece. Ecco, no, cioè, chiedo scusa, sentita, a spese del cittadino però comunque sono dei servizi che vengono offerti, perché se ci asfaltano le strade ci stanno offrendo un servizio. Quindi non asfaltate prima, che erano comunque che devono essere asfaltate per tutti i 5 gli anni dell'amministrazione, questo è il problema. Perché no, perché il signore ha detto a spese del cittadino. Beh, no, perché ci stanno offrendo un servizio, quindi noi la spesa è corrisposta a un servizio. Però deve essere fatto per 5 anni di amministrazione, quello è il punto. Prego Rossetto, hai innescato le donne? Sì, no, beh, dai, è una cosa positiva, dai. No, spero che appunto possa essere comunque un punto di confronto su questa cosa. Io volevo lanciare così un'idea. Io abito nella zona Terra Negra, io vorrei presentare anche il conto delle mie sospensioni della mia macchina all'amministrazione, perché alcune buche che trovo, non solo in zona Terra Negra ma in generale, Sa che te la devi pagare tu. Però io vorrei proprio presentarlo questo conto, perché ormai le mie sospensioni sono andate. Vorrei farvi proprio sentire il rumore che fanno, poverino. Però comunque se non è questo. Paga anche, dipende, se dimostrate paga poi, se un sassolino vi rompe il vetro, se vi accertate vengono dati quei soldi lì, non è che... No, vabbè, io questo la lancio come battuta, ovviamente. No, che dopo non si butta lei il sasso nella macchina, non ho queste... Sto scherzando. No, ma assolutamente. Però io vorrei dire una cosa, comunque questo utilizzo, adesso pensavo dell'asfalto adesso, anche lì in zona Terra Negra via Boccaccio, cioè a un certo punto hanno rifatto l'asfalto, però dopo pochi mesi era già, non dico distrutto, però insomma era abbastanza messo male.
non è che sia uno spreco di soldi allora a questo punto, cioè possiamo pensare di avere un'alternativa. Io ad esempio alcune volte vado in Trentino, l'ho sentito anche a Bolzano, che è una regione tutto speciale, però hanno un progetto di strade asfaltate in gomma, che significa riutilizzare quelli che sono i pneumatici non più utilizzabili, che vengono frantumati e vengono poi utilizzati per fare la gomma. Le strade sono messe non bene, di più. Addirittura una mia amica di Bolzano mi diceva: guarda, è stato un peccato perché hanno rifatto una strada che era messa benissimo, l'hanno rifatta molto bene, però dato che lì, vabbè, Bolzano hanno la possibilità, però hanno detto l'hanno rifatta purché però la strada era messa benissimo. Allora, perché qui non riusciamo a pensare di avere anche questa tipologia di pavimentazione? Credo che sia soprattutto un po' un passaggio tecnologico, forse, non lo so, perché credo che l'asfalto sia un po', abbia dimostrato le sue carenze. Carlo Cardona, di Fare Padova. Io volevo partire dall'intervista che abbiamo visto al sindaco reggente Rossi qualche minuto fa. Il sindaco reggente Rossi pare talvolta che viva una realtà parallela, perché io lo sfiderei ad andare in giro per le strade a chiedere ai padovani, al di là degli spot che vengono fatti in televisione e alle sue personali convinzioni, se sono soddisfatti o meno della viabilità. Fra l'altro con un tono di arroganza si parlava di querele. La verità è che nessuno nasce imparato, e l'argomento viabilità di una città moderna è un argomento molto complesso, che però va affrontato in maniera organica. Quindi vuol dire non spese, vuol dire non grandi infrastrutture, ma a monte di qualsiasi cosa uno studio attento, pianificato e concertato di quella che è la viabilità complessiva di una realtà metropolitana. A maggior ragione per Padova, che ha una ricettività molto forte, si voglia per l'università, si voglia per appunto il traffico in entrata della città. Ovviamente per fare questo tipo di pianificazione, come diceva il professore, ci vogliono degli specialisti, e quindi se le nomine sono di carattere politico noi non riusciremo mai a fare una pianificazione come invece avviene, ahimè, o per fortuna loro, in buona parte oramai delle città europee. Io ho avuto la fortuna di vivere all'estero in città molto grandi, che quindi forse non fanno testo rispetto a Padova, ma anche in città di medie dimensioni. E se il cittadino ha dei servizi che sono funzionali, non c'è bisogno di convincerlo di fare educazione all'uso del mezzo pubblico, è una cosa che viene naturale, perché se un servizio è funzionale il cittadino lo usa, non lo usa se non è funzionale. Allora, per esempio, a me stupisce che in zona, diciamo nel quadrilatero che va da Piazza Mazzini, stazione, via Trieste fino al Silos, non ci sia un parcheggio libero. E allora ci starebbe, perché nelle città al nord viene disincentivato l'uso della macchina. Ti faccio pagare tanto il parcheggio, ma tu non puoi far pagare tanto il parcheggio se poi non dai un'alternativa reale di utilizzo di mezzo pubblico. Anche questa è una cosa pazzesca, secondo me. Io pago 10 euro, 8-10 euro al giorno solo per andare al lavoro. Okay? Questi sono uno dei vari esempi di quello che secondo noi, come Rifare Padova, non funziona della città. Agganciandoci al tram, è vero, il tram è costoso. Probabilmente il tram è alla base del rischio di svendita di APS rispetto alla fusione. Il rischio di svendita avviene però, come dicevamo prima, perché non ci si è occupati della questione, ovvero che rispetto al rimborso regionale che viene dato, che Venezia elargisce rispetto al chilometro, ogni chilometro costa tot un mezzo pubblico. Il tram tendenzialmente costa più del mezzo a ruota. Per questo vengono elargiti dei rimborsi. La media dei rimborsi per le città del nord sul tram è, dato il costo di 11 euro, di 7 euro. Padova, da quando è attivo il tram, non si è mai premurata di allineare questo, quindi la regione elargisce 4 euro. Da lì ci sono dei disavanzi, diciamo dei buchi di bilancio, chiamiamoli così, rispetto al bilancio APS, che è quello che rischiano di far svendere APS. Tutto questo per dire, manca uno studio, vengono fatti interventi raffazzonati, gli studi non costano, gli studi bastano le intelligenze, bastano i tecnici, se si parte dagli studi poi si può ragionare sulle opere primarie, tipo vengo da parcheggi Scapin, scambiatori. Certo, Scapin che richiede, poi Marcaso, poi vado in pubblicità. Scapin. Sì, noi innanzitutto
Innanzitutto c'è da dire, cioè il punto focale in questo momento per Padova, per fortuna, è che siamo riusciti in Consiglio Comunale a evitare la svendita appunto dell'azienda pubblica, perché se dobbiamo fare degli interventi sulla viabilità di Padova dobbiamo innanzitutto avere in mano ancora la possibilità di farli. La svendita, la fusione prevista, così come era prevista, in cui Padova era in minoranza, 44 a 56, avrebbe portato alla non più possibilità di intervenire nel migliorare. Avrebbe dato in mano a Bus Italia la maggioranza. Bus Italia ha il solo e unico scopo, giustamente essendo un'azienda a fine di lucro, certamente che fa trasporto pubblico ma privata, di portare a casa, seppur in mano a Trenitalia, ma è un SPA, di portare a casa i proventi, e quindi non sarebbe andata a vedere quelle che sono le reali possibilità e necessità del cittadino padovano. Padova è una città veramente complicata dal punto di vista del trasporto pubblico, perché ha un centro storico fatto di vie molto strette e ha poi tutta una corona di mobilità che ha delle peculiarità importanti che vanno seguite. La fusione è una cosa che deve essere fatta con l'azienda del trasporto pubblico provinciale, ma sicuramente non nei termini che era prevista. La fusione deve essere fatta perché ottimizza e non fa spendere soldi doppiamente in alcuni tratti del percorso degli autobus, quelli celesti della SITA, e gli autobus arancioni dell'ex SITA, cioè Bus Italia, e gli autobus invece di APS. Ecco, detto questo, noi pensiamo che ci sia, con Padova 2020 abbiamo fatto una serie di proposte per migliorare e recuperare quello che era il famoso buco di bilancio che tutti imputano al tram, quello che la persona che mi ha appena preceduto ha detto bene. Padova non ha spinto politicamente con la regione gestita dalla Lega, che a differenza di tutte le altre regioni in Nord Italia, invece di dare 7 euro chilometro per il tram ne dà solo 4. Okay? E quindi crea un problema, ma anche di fronte a questa disparità di trattamento ci sono una serie di possibilità. Gli specialisti del settore, che sono i due autisti che sono intervenuti prima, hanno detto bene: il recupero di 1 km/h della velocità commerciale dei nostri autobus farebbe risparmiare 2 milioni di euro. Quando l'abbiamo detto noi in varie occasioni, anche in sede del Consiglio Comunale, per eliminare, il Presidente Levorato diceva che no, e non si sa dove si poter fare le corsie preferenziali. Oggi in Prato della Valle, per presentare 19 nuovi autobus, Levorato ha detto che si potranno recuperare 2 milioni di euro dall'aumento della velocità sono 22 commerciale. Però Scappioggi ne hanno presentati 19, ma sono 22. Sì, sono 22. Tra l'altro autobus, scendendo nel tecnico, che da 8 metri, da 12 metri e da 18 metri. Mancano quelli che proprio servono, a detta di molti autisti e di specialisti del settore, quelli da 10, che servono per fare le linee dove c'è più necessità di autovetture, no, mi rispieghi questo, oggi sono 8 metri, certo. Fermo Scappini, 8 metri, 12 metri, 12 metri e 18, quello doppio, quelli da 10. Quelli da 10 che erano quelli più necessari. No, aspetta, mi spieghi perché? Perché è una cosa, una follia, cioè cosa? Allora, oggi io l'ho fatto presente al nostro responsabile, presidente. Allora, sono arrivati, erano 15, mi pare, da 12 metri. Allora noi abbiamo soltanto 2 linee dove mi spieghi la differenza dove servono questi 10 metri? Lo dico. Allora, abbiamo solo 2 linee dove ci sono rimasti pullman a gasolio, a parte i minibus che viaggiano per il centro, ma solo 2 linee, sono il 24 e la linea 9. Nella linea 24 vengono usati i 12 metri, nella linea 9 e nella linea 15... Spiega il tragitto, perché io non so esattamente la 24. Nella linea 9 e nella linea 15, da sempre, da quando io lavoro lì, vengono usati i pullman un po' più corti. Passano anche gli altri, però... che zona sarebbe quella da 9? Adesso glielo dico, via Palestro, dobbiamo andare dentro, in fondo, girare intorno al quartiere, e con il 12 metri facciamo fatica a passare, ci vogliono i 10. E poi in via Bramante a San Bellino per il 15, anche lì abbiamo un punto stretto dove girare e abbiamo sempre usato i pullman più corti, perché con quelli più grandi rischiamo di star fermi per una macchina magari parcheggiata in malo modo, insomma. E io l'ho fatto presente oggi, mi hanno detto che
una risposta ben concreta alla fine non me l'hanno data. Hanno detto che sono testati, che ci passano, sì lo so anch'io che ci passano, però alla fine con difficoltà da parte vostra. La linea 9, dove ci sono i pullman più vecchi che sono dal 99 al 2002, rimarranno quelli perché quelli là non verranno usati, per cui sono anche in più, diciamo, quei 15 mezzi a 12 metri. Mi scusi, chiedono anche a chi guida queste auto? Le fanno loro. Questo è il punto focale. Esatto. Questo, dottore, prego, scusami. Questo è Scarpino? No, è il punto focale, cioè se da anni i veri specialisti nel guidare, nel portare avanti la mobilità a Padova sono gli autisti stessi, se c'è la possibilità di chiedere loro, e queste cose le sappiamo noi perché abbiamo avuto il dialogo con loro, c'è la possibilità di chiedere loro le migliorie dove possono essere fatte, come possono essere fatte, ne terrò conto, certo non sono loro che dettano legge, ma ne terrò conto, se in una linea uso 10 metri perché il 12 basta che ci sia una virgola fuori posto e non passo più, la velocità commerciale cala o cresce? È chiarissimo. I dossi di cui parlavano prima, in Consiglio Comunale, a parte il PD, tutti abbiamo voluto eliminarli in tutti i modi. Hanno ritirato 2 volte la delibera, il Ministero dei Trasporti a 2 volte ha fatto in modo che... Se elimini il giochetto delle consulenze, capisci? Sì, e chi costruisce i dossi, deve costruire un dosso, forse qualcuno non sa quanto costa un dosso a Padova, la costruzione di un dosso di quelli di... Quanto costa, Scarpino? Costa dai 25 ai 40 mila euro, questo ancora 4 anni fa. E può costare una vita. Allora, se ce n'è una quantità del genere, ci si deve chiedere come mai, nonostante un richiamo del Ministero dei Trasporti, in cui nei percorsi dove devono passare le ambulanze e i vigili del fuoco, mi perdoni, e un'amministrazione del genere non ha detto sì, li tolgo perché i pompieri e gli ambulanti mi dicono togli quelle cose. Chiedo rapidamente, poi c'è da concludere il giro con Marcassa, poi... Sì. No, ma fermo lì, ci poi chiamo la pubblicità della regia, per una casa mi chiedo, cioè io non sono un tecnico, non capisco, ma per costruire quel dosso lì ci vogliono 40.000 euro o c'è un'esagerazione? Sì, non so se hai bisogno del microfono. Sì, ce l'ho. No, ma non considero, i dossi sono ancora una virtù, le rotonde, e parliamo di, cioè, per fare una rotonda io mi faccio una villa prima, cioè parliamo di 100-200 mila euro per fare una rotonda, 4 sassi e un muretto attorno, e le fanno anche sbagliate, per cui invece di agevolare il traffico lo congestionano. Alcune rotonde sono fatte, per esempio quella della stazione che viene dalla fiera, lì hanno fatto 2 rotonde che sono incomprensibili e là attorno c'è spazio finché vogliono, quindi dovevano fare una rotonda grande e dare il giro alle macchine, si incastrano una con l'altra, le hanno ammucchiate. Allora ci vuole competenza, non basta solo essere iscritti al partito. Tecnici si vuole. I tecnici, ma ne abbiamo i tecnici, abbiamo degli universitari che sono a casa, mio nipote, noi del 5 Stelle li abbiamo chiamati universitari. Sapete dove ha trovato posto? A Londra, è rimasto a Padova per 5 anni, va bene, è ingegnere di idraulico, quindi sa le problematiche di Padova, conosce le problematiche del Veneto della fase idraulica, è stato impegnato, gli davano, è stato assunto part-time. A Londra una multinazionale non lo molla perché se va via lui hanno dei seri problemi, hanno avuto degli abbassamenti, hanno licenziato un sacco di dipendenti inglesi, ma non il padovano, e noi l'abbiamo cacciato via. Ma è follia questa, perché non è iscritto al partito. Certo. Allora, l'altra cosa invece che io vorrei dire, intanto la poca attenzione in tutta questa cosa qua. Noi abbiamo dato attenzione ai mezzi meccanici. Chi li guida? Chi li guida? È follia. Io ringrazio quei signori che sono qui di fronte, perché sono degli eroi. Fare ore sopra un bus in centro a Padova è da spararsi in testa. Io una mattina vado spesso a Roma, e una mattina è partito il tram, no? E c'era uno che faceva il segno, facendo la curva della stazione, si immetteva in Corso del Popolo,
e faceva i segni, e quando il tram è riuscito a fare questa curva si è fatto il segno della croce, è montato su perché ha lasciato lo sportello aperto, è montato su e sono partiti. Cioè abbiamo dei mezzi che sono una follia a guidarli, ma ore. Quindi non è il problema di quel bus che non riesce a passare, quindi ritarda la corsa, ha poca importanza quello che lo guida. E succede ogni 3 minuti una situazione di questo genere, e deve stare attento alla pista ciclabile che non è protetta. Se lei va a Amsterdam trova le piste ciclabili che sono protette e nessuno può scavalcare. Qui abbiamo un segno per terra e la gente parcheggia. E si è dato milioni di biciclette a Amsterdam. Sì, Amsterdam ma attenzione, hanno un'attenzione per le biciclette reale e non vanno sui marciapiedi. Non vanno in situazioni pericolose per chi guida il bus e pericolose per chi va in bicicletta. Non è possibile. Ci stiamo inventando delle cose stranissime e non si può accettare. Invece un altro discorso che volevo fare, questa viabilità colpisce un'altra categoria molto importante a Padova, che viene declassata, quella dei taxi. Allora, i taxi a Padova sono carissimi, ma non perché costano di più, perché hanno dei percorsi che non sono privilegiati e quindi devo fare dei giri enormi a Padova, e spesso li uso per andare in centro perché non riesco a parcheggiare, e quindi ho una certa confidenza con i tassisti. Dice: noi non abbiamo il coraggio di far pagare quello che viene fuori sul tassametro. Dice: facciamo un forfait, perché dice da Ponti Romani, dai Ponti Romani fino a fine di via Milano, Corso Milano, dice: a me è toccato di chiedere 18 euro. Dice: ma si rende conto, dice, che se uno va e viene paga meno andare da Padova a Milano in treno? Allora, questa è la situazione. Quindi mettiamo a repentaglio anche l'economia di una classe di servizio pubblico che non è solo quello fatto dai bus o dal tram, ma anche gente che ha bisogno invece di avere rapidità di accesso al centro e andarsene fuori rapidamente. E questo non viene, e non vengono accolti. Anche questi, c'è un silenzio totale sulle loro effettive esigenze, e questo bisogna andare incontro a questo è il servizio, questa è Padova, i tassisti sono Padova, i commercianti sono Padova, i bus sono Padova e chi guida i bus è Padova. Quindi dobbiamo aprire un discorso e mettere sul filo del rasoio chiunque vada al potere. Chiunque sarà eletto dovrà rendere conto ovviamente di quelle decisioni che prenderà. Allora Marcassi, concludiamo il giro, vengo anche da lei, perché i pensionati, non l'ho lasciato ultimo, sono sempre importanti, perché i pensionati sono quelli che hanno bisogno dei servizi più di tanti altri, voi per l'età, voi per tanti motivi, insomma. E quindi anche lei ha un bel problema nel gestire questa associazione qui. Allora Giorgio, io che sono appunto partito pensionati, quindi sono un po' più vecchiotto del giovane Giuseppe che ha parlato prima, ricordo il dibattito che c'era sulla viabilità a Padova 30 anni fa. L'ha detto dalla regia Marcassi, che fra 5 secondi, non so perché mi hanno detto la regia, ma sono bravi. Mi ha già interrotto. No, le cadono il microfono. Allora, in modo tale che la gente lo senti, io faccio il sulz della situazione. Grazie, stia calmo, io lo stiamo io. Poi mi paga per questo prego. Prego. Allora, guardate, 30 anni fa, quando la classe politica di allora ancora aveva il gusto di progettare il futuro della città, adesso è da 20 anni che non si progetta più niente, si era trovata di fronte a dover risolvere il problema della penetrazione quotidiana. Allora erano 130.000 veicoli che in una città medievale arrivavano la mattina e se ne andavano la sera. E allora i temi caldi erano questi: risolvere i nodi di accesso alla città. Guardate, provate adesso a uscire da Padova Est e cercare di raggiungere un turista che viene a Padova, da Padova Est, che vuole andare al centro. Si trova una serie di labirinti che alla fine non capisce più. Si trova a fare il giro dell'Oca. Secondo, il problema di bloccare il traffico di penetrazione, quindi parcheggi scambiatori fuori dalla cinta muraria e sistemi veloci di penetrazione con i mezzi pubblici in città. Era stato in qualche modo risolto, non si sono fatti i parcheggi scambiatori, però 2 o 3 zone di scambio, qui pollicini c'erano, quello è stato tolto.
Poi ragionare della viabilità di Padova, non svendere le aziende ad un'altra città, Bologna, Firenze, Trapani, ma ragionare in termini di patreve, cioè di zona di area metropolitana vasta, quindi l'integrazione trasporto urbano col trasporto interurbano, un unico biglietto, un sistema di orari e di scambi molto coordinato, in modo che si ragionasse in termini di area vasta veneta, non di altro tipo. Poi la sosta doveva essere sosta lunga, gratuita a ridosso delle mura, sosta breve per chi ha necessità a pagamento in centro, però dando risposte adeguate, quindi 4 o 5 sistemi di parcheggio, non quei costi che ci sono, che se vado in Piazza Insurrezione un'ora e mezza mi fanno pagare 10 euro. Poi agevolare il trasporto pubblico non inquinante, quindi si era cominciato a ragionare i bus a metano, e poi si era cominciato a ragionare trasporto pubblico elettrico. Ma quale trasporto pubblico elettrico? Ci sono città che hanno risolto riportandoci i filobus elettrici moderni, che sono molto meno invasivi dei tram, che sono ugualmente non inquinanti e che costano un terzo di quello che costa la gestione del tram. Ecco, di tutto questo ragionamento e progettazione e dibattito, che cosa ci troviamo? Cosa abbiamo ereditato? Una città invivibile, non solo per gli autisti. Prima si sono dimenticati di dire una cosa, che tutto il sistema di dossi rotatori, quante ernie al disco sono saltate fuori agli autisti, quanti problemi di salute oppure i conducenti di ambulanze hanno avuto con questo sistema, che voi sapete che le rotatorie sono legate a finanziamenti europei e non dico altro, perché ecco, per cui questi erano i temi di allora, che ci li ritroviamo oggi ancora più aggravati, più complicati, per cui è molto difficile risolvere il sistema, però bisogna cominciare, diceva bene chi diceva, bisogna avere il coraggio di cominciare a fare delle scelte precise che invertano. Un'ultima cosa, una città che era una città per i ciclisti, è vero, però primo, se io riesco ad uscire indenne da quelle finte piste ciclabili disegnate sul terreno, poi ho il problema che se vado in qualche ufficio e ne esco non trovo più la bicicletta, perché il traffico di furti di biciclette in questa città è uno dei business più grossi di questa città. Scusate, vado in pubblicità, volevo ricordare ai nostri ospiti che sono in tribuna. Se volete intervenire vi do il microfono, se volete dire qualcosa, ci mancherebbe altro, il nostro microfono è a vostra disposizione. Però adesso vado in pubblicità. Al ritorno vi rubo 5 minuti di questi grossi problemi che ci sono a Padova, perché andiamo a vivere una favola con Gastone Sgobbi, che lui era Topolino, anzi ne ha 5 Topolino, vero? 4, ho già aumentata di una, 4 e 28 macchine. Ne parleremo subito dopo la pubblicità, voi rimanete con noi tra poco.